Lanciata oggi in via ufficiale a Venezia la campagna elettorale di Luigi Brugnaro, rilancio economico della città e ricambio generazionale le priorità, resto civico, dice il sindaco uscente che si appella a tutti i veneziani. Dopo l'ok del Ministero dei Trasporti al bilancio 2019 dell'autorità portuale, il candidato sindaco Pierpaolo Baretta ammonisce Regione e Comune: il porto non può essere bloccato da strumentalizzazioni politiche. Primo sabato di luglio da bollino rosso sulle strade del nord-est, ma i dati di CAV, causa Covid, confermano un calo rispetto allo stesso periodo del 2019. L'autopsia eseguita sul corpo di Marcella Boraso, la donna trovata morta a Portogruaro mercoledì, conferma un'aggressione brutale, testa fracassata prima con una bottiglia, poi contro il bidet. Un postamat fatto saltare in aria poco dopo mezzanotte nella centralissima piazza Kennedy a Jesolo, ladri in fuga, i carabinieri cercano di incastrarli grazie alle telecamere. Cambio della guardia per i vigili del fuoco di Venezia, arriva il comandante Dino Poggiali, le priorità per la città, dice, sono la copertura integrale della rete idrica e il sistema di antincendio. Va in pensione dopo 40 anni di attività il capo reparto dei pompieri Antonio Golinelli, che ricorda con commozione: le fiamme alla Fenice sono state, dice, il momento più duro. Buonasera, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, eccoci di nuovo in diretta. Partiamo dai dati sul contagio da Covid-19, perché nel rapportino della Regione emanato da Azienda Zero alle 17 di questo pomeriggio, ecco, si registra solo un caso in più positivo rispetto allo stesso report delle 8 di questa mattina, dove invece i nuovi casi positivi registrati erano stati 19, quindi siamo sulle 20 unità nelle ultime 24 ore. Ecco, il report del pomeriggio registra proprio un caso a Venezia, questa mattina erano stati 2, 0 i decessi fortunatamente. Gli attualmente positivi in Veneto superano ancora i 700, sono a 704, questo lo stato della situazione. Ma andiamo con la politica amministrativa, perché è iniziata ufficialmente oggi la corsa di Luigi Brugnaro alla riconferma sindaco di Venezia, sostenuto dalle forze di centrodestra. Ha rimarcato però la sua anima civica, parlando di rilancio dell'economia, ricambio generazionale e rivolgendo un appello ai veneziani. L'appello che faccio è a tutti i cittadini, le brave persone, alle famiglie e ai lavoratori: concentriamoci tutti per il rilancio economico del nostro luogo. Porto Marghera, il centro storico di Venezia, tutta la filiera turistica, ma anche le grandi scommesse sulla ricerca, sull'innovazione, sull'ambiente. Inizia con un appello diretto ai cittadini veneziani la campagna elettorale del sindaco uscente Luigi Brugnaro. Il rilancio economico del territorio è il primo punto, ma per concretizzarlo davvero serve l'aiuto di tutti. Se non ci interessa la provenienza, non ci interessa di chi siete figli, di chi siete parenti, cosa pensate su tanti di valori, più siamo, più bello è. Questa è l'idea civica che ho io della politica e penso che potrebbe essere un modello per il futuro. Un messaggio inclusivo, prettamente civico, quello di Brugnaro, comunque sostenuto da tutti i partiti di centrodestra. Civismo che per Brugnaro continua ad avere il colore fucsia, 129 i nomi dei consiglieri di municipalità della sua lista, a cui si aggiungono i 36 candidati consiglieri comunali. Tra loro ci sono gli assessori uscenti, Simone Venturini, Renato Boraso, Paola Mara, Massimiliano De Martini e Paolo Romor. Rivendica i risultati raggiunti Brugnaro, che però già studia il ricambio generazionale della città. Pensiamo di aver amministrato per i cittadini, per il rinnovo della città. Dobbiamo consolidare questo cambiamento lasciando nei prossimi 5 anni a giovani talenti, a giovani che vogliono intervenire e vogliono curarsi della loro città, in modo che questo processo di ristrutturazione che abbiamo esercitato con grande difficoltà, ma che ci ha trovato vincenti, coi bilanci, coi numeri, si consolidi sulle gambe dei cittadini veneziani, dei giovani mestrini, giovani abitanti che abitano qua e che vogliono qui costruirsi la loro vita e la loro famiglia, perché se rinasce Venezia riparte proprio tutta l'Italia. Torniamo invece a occuparci del porto di Venezia dopo che il Ministero dei Trasporti ha dato l'ok al bilancio 2019 dell'autorità portuale, dichiarandolo regolare. Di un risultato inequivocabile parla Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia e candidato sindaco a Venezia. Mi auguro che Comune e Regione ne prendano atto e nella prossima riunione votino a favore senza creare un nuovo conflitto istituzionale, dice Baretta. Ora è il momento della responsabilità, aggiunge, di pensare all'azienda e ai lavoratori. Il porto
non può essere bloccato da manovre politiche, è un polo logistico strategico per la città che non può essere messo a repentaglio, tanto più in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Baretta lancia il guanto della sfida al sindaco uscente. Cosa viene prima, si chiede, la lotta politica, la guerra personale o l'interesse generale? Vedremo nei prossimi giorni cosa sta più a cuore all'amministrazione uscente del Comune di Venezia. Queste le parole di Baretta sul fronte ancora caldo del porto. Ora veniamo alla cronaca, al delitto di Portogruaro. Ieri sera vi avevamo riferito che l'autopsia sul corpo di Marcella Boraso era in corso. Ebbene, l'esito dell'esame conferma il quadro indiziario a carico del marocchino di 23 anni, fermato per l'omicidio, attualmente in carcere a Venezia. Le profonde ferite alla testa raccontano di un'aggressione brutale. La donna sarebbe stata colpita prima con una bottiglia di birra alla testa, poi trascinata in bagno e qui finita contro il bidet. Nel maggio scorso il ragazzo era stato incastrato dalle telecamere di Striscia la Notizia durante una serie di furti in una lavanderia della zona, ma di quel servizio, raccontano in paese, anziché vergognarsi andava fiero. Il 23enne, così come la vittima, era seguito dal SERD per problemi di alcol ed era soggetto a violenti raptus. L'ultimo, stando al quadro indiziario, costato la vita a Marcella Boraso, alla quale il ragazzo molto probabilmente aveva chiesto dei soldi per le sigarette. Cambiamo tema, primo sabato di esodo estivo da Bollino Rosso e senza criticità particolari lungo la rete gestita da CAV. In calo i flussi automobilistici rispetto allo scorso anno, seppure i numeri siano incoraggianti rispetto alla tendenza del periodo post-Covid. Anche per i prossimi weekend non si prevedono le ormai famose giornate da bollino nero. Venice. Yes. The city? Yes, the city. Da dove arrivate? La Svizzera. Dove siete diretti? Come si chiama? Treviso, Jesolo. Porto Santa Margherita. Siamo attrezzati, gel, mascherine, tutto. Chi a Venezia, chi verso le località del litorale, chi per qualche giorno sulle Dolomiti, tutti con mascherina a portata di mano. Si avvia così il primo weekend di esodo per i vacanzieri nell'anno del Covid. Traffico sostenuto nella prima mattinata di partenze, da Bollino Rosso rilevato dall'occhio del Grande Fratello stradale nelle tratte gestite da concessioni autostradali venete. Fisiologici rallentamenti tra Padova Est e il bivio di Arino, un calo di veicoli transitati quasi del 9% rispetto allo stesso weekend del 2019, quello rilevato in direzione Trieste. Ma dati incoraggianti se letti rispetto alla tendenza dell'ultimo periodo in cui si tocca un meno 12-15%, mentre è considerevole la differenza in direzione Milano, circa il 21% di auto in meno, a riprova che mancano all'appello i rientri, ciò vale a dire che poche ferie sono state consumate, mentre in barriera a Mestre in A57 i volumi si allineano agli anni precedenti. Segno forse che il turismo a lungo raggio riparta con cautela, mentre gli spostamenti di vacanzieri pendolari fanno sentire il loro peso. Sembra che ci sia oggi ad esempio un grande movimento verso le spiagge locali, quindi Jesolo e tutte le altre vicine. Naturalmente abbiamo ritenuto di mantenere esattamente lo stesso tipo di piano esodo che utilizzavamo negli altri anni, potenziandolo addirittura per alcuni aspetti, come ad esempio quello della comunicazione all'utenza. La buona notizia per i viaggiatori, però, nonostante le incognite di quest'estate così particolare, è che in questa tratta non sono previsti weekend da bollino nero, un anno ballerino imprevedibile in cui però, al pari degli anni scorsi, si potenzia il personale in strada per far fronte a segnalazioni, soccorsi, emergenze e non si trascura la comunicazione nei confronti degli utenti alla guida, con l'app Infoviaggiando, pannelli e informazioni in tempo reale in radio sul sito www.cavspa.it. E continuiamo a parlare di esodo. La Polstrada potenzia le pattuglie per i controlli nei weekend di agosto, soprattutto nelle aree di servizio, e rivolge alcune utili raccomandazioni a chi deve mettersi alla guida. Prima giornata di partenze e oltre ai bagagli si pensa all'auto. Comfort e dispositivi di sicurezza, ma a fare la differenza è chi guida.
Per questo la Polstrada traccia una lista di consigli utili ad affrontare il viaggio. In primis, attenzione alla stanchezza, una nemica che può compromettere l'attenzione, sia alle soste frequenti quindi, ma senza lasciare il veicolo incustodito. È proprio durante i periodi di esodo, infatti, che aumentano i casi di furto all'interno delle autovetture, bagagliai carichi che fanno gola ai malpensanti. Il dispositivo è il medesimo del trascorso anno, quindi con un aumento notevole delle pattuglie il venerdì, il sabato e la domenica, quindi nel weekend. Al momento il traffico non presenta criticità, è comunque di fondamentale importanza il rispetto di tutte le regole della strada, i limiti di velocità, non usare il telefono, quindi non distrarsi, e soprattutto nei periodi di esodo è importante anche frequenti soste, perché la stanchezza sicuramente pregiudica l'attenzione, quindi ci si espone ad un pericolo maggiore. Attenzione individuale, attenzione studiata e pianificata sul territorio, quella messa in campo dalla Polstrada, che schiera più pattuglie, nonostante le ipotesi sugli esodi di quest'anno parlino di numeri controllati. Controllati rispetto a quelli degli anni passati. Certo, è più difficile quest'anno fare delle previsioni, ma difficilmente potranno essere gli esodi che abbiamo assistito gli anni scorsi, anche ad agosto. Un albanese di 42 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti dell'ex compagna di 34. L'uomo è stato rintracciato a Marghera dai carabinieri di Meulo col supporto dei colleghi di San Donà, Mestre e Spinea, che gli hanno notificato dunque un ordine di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale continuata, lesioni personali pluriaggravate continuate e minacce. I fatti a Quarto d'Altino lo scorso inverno. La donna, la vittima, aveva riferito addirittura di essere stata buttata di peso giù dalla finestra del primo piano. Un colpo è andato a segno la notte scorsa ai danni dello sportello Postamat dell'ufficio postale in piazza Kennedy a Jesolo. Era da poco passata la mezzanotte quando si è sentita una forte esplosione, un'azione rapida, probabilmente in un momento in cui la zona era libera da passanti. I malviventi si sono presto dileguati, sembra a bordo di una station wagon. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Jesolo che hanno avviato le indagini assieme ai colleghi del Norm di San Donà e del nucleo investigativo di Venezia. Hanno acquisito e visionato le registrazioni delle telecamere della zona per appurare la via di fuga e ottenere spunti utili a identificare i responsabili del colpo. L'ammontare del bottino è tuttora in corso di quantificazione. Cambio alla guardia al comando dei Vigili del Fuoco di Venezia. Per il nuovo comandante la priorità è la copertura integrale della rete idrica e il riammodernamento del sistema antincendio. Serve una copertura, direi, integrale del territorio con la rete di idranti in termini tecnici, che sono quei cilindri verticali che spuntano fuori dal terreno, per farli capire a tutti, di colore rosso. Ha già le idee chiare su quella che è la priorità per Venezia. Dino Poggiali, nuovo comandante dei Vigili del Fuoco. Un primo sopralluogo sul sistema idrico cittadino è stato effettuato nei giorni scorsi e un incontro con il primo cittadino ha consentito un giro d'orizzonte. In realtà nel breve periodo di permanenza per adesso qui a Venezia, girando per le strade della città, mi accorgo che buona parte della città è già coperta da questa rete. Ho avuto un incontro appena arrivato con il sindaco che mi ha assicurato che sono già in corso dei progetti e dei lavori per coprire l'intera area del territorio, non solo della città di Venezia, ma anche per esempio Lido, Pellestrina. Ma l'acqua a Venezia, si sa, non è solo un alleato prezioso dei Vigili del Fuoco, può essere anche il peggiore dei nemici. La recente esperienza dell'Acqua Granda ha dimostrato la necessità di avere disponibili dei moduli di pompaggio dell'acqua ad alta capacità, e già ci siamo dotati di questi moduli, quindi posso dire che già adesso il comando di Venezia, rispetto a quello che magari succedeva qualche anno fa, ha la disponibilità di moduli di pompaggio ad alta capacità. Poggiali, che subentra a Giovanni Di Iorio alla guida dei pompieri veneziani, è ingegnere ed è stato in passato comandante a Rimini, Pesaro, Ancona e Macerata. Un'altra priorità sarà l'implementazione dei cosiddetti moduli di intervento USAR per una più efficace ricerca delle persone scomparse.
E dopo 40 anni di servizio va in pensione uno dei volti storici del comando dei Vigili del Fuoco, il caporeparto Antonio Golinelli. Il momento più drammatico, gli abbiamo chiesto, le fiamme alla Fenice, e c'è anche un messaggio per i futuri pompieri. Ricordo che era molto freddo e era una serata bellissima perché non c'era vento. Se fosse successo la sera dopo, con il vento che c'era, avrebbe preso fuoco sicuramente tutta la città dalla quale appunto spirava il vento. E non è niente, è una scena apocalittica perché io mi trovavo nel punto più alto e si vedeva appunto questo calderone, diciamo, con l'interno tutto crollato e queste bronze, diciamo, no? Queste il fuoco, insomma, che ardeva, è una cosa così, insomma, particolare, perché non è che la Fenice piglia fuoco tutti i giorni, fortunatamente. E poi tutti gli altri interventi, vabbè, quelli più tragici dove purtroppo siamo intervenuti e con tragedie veramente, specialmente quando sono coinvolti i bambini, insomma, ecco, tutto qui. Che messaggio vuole dare alle nuove leve? Di metterci tanta passione, quella che forse vedo meno di anni fa, di quando sono entrato io, perché secondo me molti lo considerano come un posto di lavoro al pari magari di un altro, ma questo non è un posto di lavoro al pari di un altro. Qui si dovrebbe entrare per vocazione, non voglio dire che la nostra sia una missione, però insomma deve piacere, ecco, deve piacere. Arrestato dai carabinieri di San Donà di Piave un latitante destinatario di un mandato di cattura europeo, il 25enne albanese già noto anche in Italia per reati inerenti agli stupefacenti, è stato trovato all'interno di un agriturismo di Ceggia. L'interessato era colpito da un mandato d'arresto emesso dal tribunale tedesco per aver partecipato 2 anni fa a una rapina in abitazione nel corso della quale i proprietari vennero legati, imbavagliati e derubati. Deve scontare una pena di 15 anni di reclusione. Nei suoi confronti i carabinieri hanno applicato l'arresto provvisorio ai fini dell'estradizione verso la Germania. Torniamo a occuparci dei centri estivi a Favaro Veneto, nati all'insegna della collaborazione tra mondo dello sport e della disabilità. Favaro non è il Bronx che tutti dipingono e questo progetto lo dimostra, dice Roberto Quintavalle di Fratelli d'Italia. Favaro non è solamente accoltellamenti e spaccio, Favaro è volontariato, è gente onorabile che lavora e si dà da fare, Favaro è questo, sport, partecipazione, aiuto alla disabilità e quant'altro, sono cose ottime, piacevoli, onorevoli che devono ritornare a far parte di quel racconto mediatico che al momento non c'è. Insomma, Favaro Veneto non è il Bronx e la task force avviata per mettere in piedi i centri estivi lo dimostra. Da un lato gli spazi verdi del San Marco Rugby di Venezia Mestre, dall'altro le associazioni ANFAS e ASDIVE che si occupano di sostegno alle persone con disabilità. Una collaborazione all'insegna della solidarietà in uno dei luoghi più belli della terraferma. Solidarietà forse tra le armi migliori anche contro la microcriminalità e il disagio. Questo progetto è partito ovviamente da buone intenzioni e valori di fondo ottimi, ma anche, almeno parlo per me, da un pizzico di sdegno per quanto riguarda un certo tipo di racconto che purtroppo il circuito mediatico locale, sia provinciale che regionale tutto, pone su Favaro Veneto municipalità in base a degli avvenimenti purtroppo criminali e criminogeni che si sono svolti negli ultimi tempi, però la cosa va avanti da diversi anni. Brutta avventura per un bambino di 6 anni di Quarto d'Altino che oggi si trovava in gita nel Bellunese, è rimasto ferito alla testa a causa della caduta di un sasso. In suo aiuto si sono subito mossi il soccorso alpino e la Guardia di Finanza di Cortina. Siamo nella zona del Lagazzuoi, i soccorritori hanno accompagnato lui e i genitori fino al passo, da cui la famiglia si è recata autonomamente all'ospedale di Agordo. Alla Scuola Grande di San Rocco l'Ordine degli Ingegneri di Venezia ha presentato durante un interessante convegno la Carta di Venezia sui cambiamenti climatici.
Una carta sui cambiamenti climatici che si appresta a diventare un modello a livello nazionale. È quanto ha presentato l'Ordine degli Ingegneri di Venezia in un convegno sui cambiamenti climatici che si è tenuto nella prestigiosa cornice della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, tra gli affreschi del Tintoretto. Non è un caso che tutto parta proprio da Venezia, città simbolo dei cambiamenti climatici, chiamata a convivere sempre più frequentemente con l'acqua alta. Venezia purtroppo è soggetta all'acqua alta. L'acqua alta è determinata in buona parte negli aspetti più eclatanti dai cambiamenti climatici, quindi l'Ordine Ingegneri di Venezia si deve occupare dei cambiamenti climatici. Peraltro la notizia di oggi è che per la prima volta in Europa, nel primo semestre di quest'anno, le fonti rinnovabili, l'energia prodotta da fonti rinnovabili ha superato quella prodotta da fonti fossili. Una carta ricca di spunti concreti. Qualche cosa che ci riguarda ma che potrà essere affrontato con calma, insomma, con magari domani o dopodomani, e invece purtroppo, come vedremo negli interventi che seguiranno, è un problema urgente. L'appello è quello di intervenire sull'immediato. Tutto quello che avviene alla vita nostra, della natura, gli equilibri nei quali la Terra si è sviluppata ed è arrivata al punto in cui è, tutto accade in uno spessore di atmosfera di 10 km. La carta spiega che ognuno deve e può fare la sua parte. Siamo noi responsabili, non facciamoci prendere in giro, lo scetticismo ha purtroppo molta voce, troppa. Venerdì sera è stata inaugurata ai Giardini della Biennale invece una grande arena a cielo aperto da 200 posti in funzione già da ora ogni venerdì e sabato per proiezioni serali. In vista della presentazione del festival in programma martedì, il direttore Barbera ci ha regalato alcune anticipazioni. Più forte della pioggia il richiamo del cinema. Grande successo venerdì sera per l'inaugurazione della nuova arena a cielo aperto della Biennale, nella splendida location dei Giardini. Doppia inaugurazione. L'inaugurazione di questa arena bellissima all'interno dei Giardini della Biennale, che è un regalo a tutti, alla città, agli spettatori di Venezia. E è l'inaugurazione anche di questa rassegna di classici restaurati che purtroppo il Covid ci ha impedito di realizzare a marzo quando era prevista, ed è anche la ripartenza, perché credo che per tutti sia un po' la prima volta che si possa tornare al cinema. Tutti esauriti in pochi minuti i 200 posti a sedere distanziati alla presenza del regista Luca Guadagnino, che proprio il direttore Barbera scoprì a Venezia nel 1999. Un film interpretato da Tilda Swinton. E da allora siamo diventati amici, ci frequentiamo, poi è tornato altre volte in concorso a Venezia, ci sarà anche quest'anno, questa è una piccola anticipazione, e quindi insomma mi fa molto piacere che abbia accettato di venire a presentare questo film che lui ama moltissimo, anch'io lo amo molto e credo che molti veneziani lo conoscono perché è un film, uno dei grandi film girati a Venezia che hanno segnato la storia del rapporto fra la città e il cinema moderno. Martedì la presentazione del festival che si terrà a Lido in settembre. Il direttore commenta così la scelta del film di apertura e ci anticipa. Uno dei migliori film di Daniele Lucchetti, direi. È un piacere che Daniele torni a Venezia dopo tantissimi anni, era assente ormai dal 1998 qui da Venezia. E credo che sia anche un buon segno per il cinema italiano che conferma di attraversare un periodo molto, molto positivo, molto felice, come dimostreranno tutti i film italiani che abbiamo invitato a Venezia quest'anno. Non sono pochi, ma sono tutti di grande qualità. Era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Io vi saluto e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Pressione in graduale aumento sull'Italia ed anche al nord-est ci attende una giornata all'insegna del bel tempo. Il dettaglio del 26 luglio. Sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento dappertutto, vedete, salvo per una locale variabilità pomeridiana sui rilievi dove sarà possibile anche qualche rovescio temporale, specie sulle Dolomiti. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 27 e 32.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo anche qui la stessa situazione, tempo in prevalenza buono con tanto sole ma anche con occasionali acquazzoni sui settori montuosi. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo anche qui, qualche nube in più sui settori di confine dove non si escludono dei temporali. Temperature minime sui 17 gradi, massime fino a 30 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.